Come rinacque la sua passione per il volo in un periodo dove era ancora sconosciuto il volo, non come Se, adesso? guarda, se viene da piccolo, no? E andavo all'aeroporto di Capodichini in bicicletta a vedere gli aerei che decollavano e che atterravano. Quindi mi è venuta la passione. E piano piano ho pensato di fare l'aviatore. In che anno ha iniziato a volare? Qual è stato il suo primo... E io sono andato nel 29 in aeronautica, no? E ho incominciato a marzo del 30. E lì ho fatto il brevetto civile. all'Urbe? Sì, poi di là sono andato a finire per il brevetto militare a Ghedi. Io ho chiesto di venire al primo stormo a Udine e e hanno accettato la mia proposta. No? Poi si è formato il quarto stormo, non esisteva il quarto stormo. Ha preso squadriglie un po' di qua, un po' di là, no? Uno del primo, uno del sesto, no? L'ha messo assieme e hanno formato Il quarto? questo quarto, però non c'era niente, mancava la sostanza, nessuno sapeva fare niente. E abbiamo dovuto tutto sull'iniziativa nostra. No? Almeno io ho studiato un po' certe figure, no? E che gli altri volevano farle e non ci riuscivano. Allora gli dicevo, guarda, devi fare così, così. E perfino, adesso non per vantarmi, perfino Morato, l'asso spagnolo, no? Io ho volato con Morato. Quando tornavamo a casa, eravamo in treno, io mentre io picchiavo, no? E facevo due e poi mi rimetteva su. Poteva anche fare così, no? Lui mi guardava e provava. Lui faceva uno e mezzo e andava in perdita di velocità. E infatti un giorno che eravamo a pranzo, eravamo sullo stesso tavolo, io, Murad e il comandante. Dequal. Dequal era il comandante della squadriglia, no? E mi fa, Dequal, chi è esso? Volevo sapere come fa a fare, ma io mi è venuto istinto, ma non ho pensato di spiegargli, perché lui aveva vinto le gare di acrobazia in Europa, no? Quindi è uno che ci sapeva fare. No? E non mi è venuto quello di spiegargli subito. Gli ho detto, ma vede pure come faccio io, no? Ma non era mai più riuscito. Racconta di quando sei venuto a prenderti in cella per la fucilazione. No, il fatto che io ero da 7-8 mesi, no? Perché sono caduto in dicembre, quindi mi sembra nel mese di luglio è successo, no? Io venivo interrogato sempre da un colonnello, no? Naturalmente era dall'altra parte, no? Era con la Repubblica, no? Era gentilissimo, mi offriva il caffè, prima di interrogarmi, mi offriva il caffè, le sigarette, mi lasciava il pacchetto di sigarette, no? Era in cella, c'erano le guardie, no? Mi fa, dice, stavolta dice, te la passerai male, mi ha detto, perché verranno le guardie a prenderti, no? E invece non è successo così, perché quella notte arrivano con le chiavi, no? Aprono le celle, fuori, portano via 4 di loro. E io sto a guardare dalla finestra. E uno è venuto vicino alla mia porta, no? Ma la chiave non era quella, no? E io ho pensato adesso andrò a prendere la chiave, quella giusta, no? E invece sono partito e se ne sono andato. E li hanno fucilati. E niente da fare. Dopo qualche ora erano già tornati, quelli erano già all'altro mondo, no? L'avevano fucilato. C'era un collega, come si chiama? Corsi. Corsi. Corsi, che è passato per prigionia anche lui, no? È tornato vivo. Ha incontrato un dirigente della Croce Rossa Internazionale e gli ha detto, conosce Chianese? Dice sì, è mia amica. Dice, l'ho salvato all'ultimo istante, va bene? Quindi mi ha salvato la Croce Rossa.
in Africa poi. Eravamo in volo con De Agostins, non so se lo conosce, che era generale, no? E anche mio comandante. Eravamo sui 3.000 metri, in un bel momento mi mancano le forze. L'aereo va giù e io non riuscivo, non avevo la forza di tirare la cloche. E dopo ho fatto 2.000 metri così, mi ritornano le forze, lo riprendo e metto. E mi vedo tutti i miei colleghi attorno, no? Perché credevano che io ero andato giù per attaccare qualche formazione nemica, invece no. E allora quando ho raccontato al comandante queste cose, mi ha detto adesso vai in infermeria e fatta mandare a una visita. Mi hanno visitato e mi hanno dato 2 mesi di convalescenza da passare in Italia. No? Ti ritorneresti a fare il pilota da giovane? Cose. Ma, però se tornassi a quell'età, Cioè, ti rifaresti tutto identico? Cosa ti faresti di diverso? Cosa faresti di diverso? Le stesse cose? ma non c'è mica poi tante novità, sai? Tante diversità, perché gli aeroplani di adesso sono molto più facili. Rifare, quali sensazioni rimpiange del volare? No, non rimpiango niente, anzi, O ricorda con nostalgia, ecco. Forse. anzi, non rimpiango perché ho vissuto bene la mia vita. Ho avuto la soddisfazione di fare quel che volevo fare da bambino, no? Almeno. Mi voleva mettere il bastone fra le ruote quel medico dell'istituto medico legale, ma non ci è riuscito.